Quindi stasera innanzitutto ringraziamo l'associazione Sardinia Romana, ho detto bene, ringrazio in particolare Giovanni Romano e Giuseppe dell'associazione che sono venuti qua stasera. Quindi parleremo ovviamente del gatto, noi non parliamo d'altro, l'estate felina appunto è monotematica, tutte le iniziative sono dedicate al gatto, ai concorsi letterari, sia ai concorsi fotografici, tutte le iniziative dell'associazione. E stasera parleremo appunto di storia, di archeologia e il gatto non è che lo mettiamo per sbaglio. Il gatto l'ingresso del gatto nella storia è databile in base a testimonianze iconografiche egizie pensate al 3000 a.C. I motivi per i quali l'antico popolo egizio passò dal rispetto per l'animale che proteggeva i granai a una vera e propria divinizzazione del gatto sfumano in un alone vagamente misterioso che ha sempre circondato appunto il gatto. Ci sono numerosissimi monumenti egizi che lo raffigurano, le iscrizioni, abbiamo le mummie di gatto che sono state ritrovate e ci confermano la venerazione, era un animale venerato, quindi siamo nell'antico Egitto. Spesso infatti si trova rappresentato nella forma di un uomo, d'altra parte ho letto di donna, di donna, infatti. È una donna con Infatti, il corpo di donna e il viso di gatto. Con la testa felina, sì, la testa proprio la faccia del gatto. E il culto della dea Bastet è divinità delle sembianze di gatta raffigurata con il sistro, il simbolo dell'armonia del mondo, era praticato già nel 3000 a.C. Il culto del gatto, ecco, anche quest'ultima cosa voglio ricordare prima di dare la parola a Giovanni, all'amico Giovanni, raggiunse il massimo, il culto del gatto, nel 950 a.C., quando si arrivò a condannare, pensate, alla pena capitale, quindi pena di morte, per chiunque causasse, anche accidentalmente, la morte al gatto. Cioè questo per capirci quanto era apprezzato, venerato il gatto. Noi però stasera, io ho voluto fare l'introduzione facendo riferimento all'antico Egitto, ma parleremo in modo particolare dell'epoca romana. Ovviamente c'è un collegamento e quindi do subito, volentieri, la parola all'amico Giovanni Romano dell'associazione Sardinia Romana, associazione che si occupa appunto di rievocare la storia del passato, anche perché ricordo sempre che il popolo e le persone che non conoscono il passato non possono avere un futuro. Giovanni. Grazie. Allora, sì, presto in piedi. Innanzitutto grazie di essere venuti. Come ha detto Andrea, noi siamo un'associazione di rievocazione storica, ci occupiamo del periodo romano che va qui in Sardegna dal periodo repubblicano alla fine dell'impero, quindi all'invasione dei Vandali e negli anni immediatamente successivi all'invasione. Allora, questa giornata noi, diciamo, questo incontro lo dedichiamo al gatto, i contatti con l'uomo nell'antichità e il gatto nell'antica Roma. Andrea giustamente ha fatto una presentazione già del gatto che era già conosciuto in ambito egizio, ma i dati archeologici ce lo confermano già in epoca preistorica, in contatto con l'uomo, per due ovvi motivi. Il gatto è cacciatore, quindi difendeva quello che erano i raccolti, quindi il grano, dai topolini, e per quello poi è un animale affettuoso. Di conseguenza l'uomo, come con il cane, si affeziona subito alla creatura gatto. In Egitto diciamo che c'è la parabola massima, nel senso che praticamente poi diventerà una vera e propria divinità, che è la dea Bastet, che può essere rappresentata o in una figura femminile con testa di gatto o in questa raffigurazione del gatto vero e proprio. Allora, qual è il contatto tra l'antico Egitto e l'antica Roma riguardo al gatto? Allora, facciamo una breve parentesi. Il gatto nel Mediterraneo è conosciuto dall'epoca fenicia. I primi
diciamo, a importarlo in giro del Mediterraneo sono state le popolazioni fenicie, perché erano la popolazione fenici partiva dalla Fenicia e praticamente circumnavigava tutto quello che era il Mediterraneo conosciuto, trasportando anche questi che erano animali esotici. Calcolate che in Egitto ce n'erano moltissimi e tra l'altro era anche vietato ucciderli, ma anche era vietato prenderli e portarli fuori dall'Egitto. Un altro aneddoto sempre del periodo egizio è quando l'Egitto viene invaso dall'esercito di Cambise, che era il re dei Persiani. Cambise per vincere una battaglia contro gli egiziani usa uno stratagemma, praticamente cattura più di 3500 gatti in giro per l'Egitto e siccome gli egiziani veneravano i gatti, gli egiziani alla vista dei gatti mandati incontro a loro non combattono e vengono praticamente sconfitti dai persiani. Questo per dirla lunga su quanto contava il gatto nella civiltà egiziana. Il gatto, passiamo a quello che è la parte occidentale del Mediterraneo, il contatto in Italia del gatto. Allora, come arriva il gatto? Perché allora, il gatto fondamentalmente in Europa era conosciuto in Grecia, perché i greci avevano già avuto contatti con gli egiziani, in Italia era conosciuto, lo sappiamo tramite reperti, in ambito etrusco. Ma la vera, diciamo, invasione del gatto in Italia è data praticamente dalle truppe romane che con Augusto conquistano l'Egitto e ritornando dall'Egitto partono i gatti, perché ogni legionario aveva trovato il suo gatto affettuoso e se l'era portato semplicemente in Italia. Quindi questo è il momento, l'apice maggiore in cui abbiamo la cognizione che l'animale gatto viene in Italia e quindi appresso questa portata di animali da parte dei legionari verrà diffuso in tutta l'Italia e poi a seguito di questo qui verranno anche importati quelli che sono i culti dedicati al gatto, sempre di origine egiziana. Perché sappiamo questo? Faccio un riferimento per chi abita in Sardegna che ha la prova tangibile a Porto Torres, che è una colonia romana fondata in Sardegna dopo il 31 d.C. Praticamente viene innestata una colonia di soldati veterani delle campagne d'Egitto e viene praticamente, la vedete in questo pannello, viene trovata questa area qui. Questa area qui è un'area dedicata alla dea Bubastis, che era la città in Egitto dedicata alla dea dei gatti, che sarebbe poi la dea Bastet, e i romani la assimilano a Iside e poi a Diana. Allora, perché abbiamo tutto questo qua? Perché lo sviluppo dell'ara, praticamente c'è la dedica, vedete, Caio Cuspius Felix, che sarebbe il sacerdote, dedica quest'ara alla dea Bubastis. E la dea Bubastis però è ricordata in Iside perché ha il sistro, che sarebbe questo strumento musicale qua, che è il simbolo della dea Iside. Quindi noi abbiamo una prova tangibile archeologica dell'entrata proprio in vigore del culto dedicato alla dea Bastet. Mentre a Roma esistevano i templi dedicati a Iside, ma solo esclusivamente a Iside, non riconosciuta alla dea Bastet, qui in Sardegna abbiamo questa traccia epigrafica, che è importantissima, perché fa innanzitutto avvale la fondazione di Porto Torres da parte di soldati provenienti dall'Egitto, da veterani dell'Egitto, e più attesta il culto della dea Bastet d'Italia. È un unico esempio. Allora, una volta che i gatti sono arrivati in Italia, allora i romani non usavano i gatti per la caccia, perché usavano il furetto, per la caccia al topo usavano i furetti. I furetti sono dei piccoli animali tipo scoiattolini, ma sono ferocissimi. Loro praticamente cacciavano i topi col furetto, che praticamente li mangiava all'attaccatura del collo e uccideva i topolini. Con l'entrata dei gatti in azione, immaginate che bella pulita che hanno dato i gatti, e quindi anche a Roma si è sviluppato un culto dei gatti. Logicamente, oltre alla caccia, era un animale di compagnia, tant'è che lo stesso imperatore Augusto canta le lodi della sua gatta bianca, che mentre lui era anziano, era quasi arrivato all'età di 80 anni, aveva la sua gatta, si metteva sul suo triclinio e passava il tempo accarezzando la gatta. Quindi immaginate, già c'era una lode da parte dell'imperatore. Molti romani, il nome latino del gatto è Cattus, molti romani prendono il nome proprio del gatto e addirittura si arriva a intestare una centuria
quindi un'unità militare della terza corte pretoriana, quindi stiamo parlando della guardia dell'imperatore, viene chiamata i gatti. Questo poi non significa se erano insomma furbi come i gatti o erano fedeli come li voleva l'imperatore, però immaginate che è un'unità militare, e questo parliamo in epoca imperiale. Una curiosità, a Pompei, avete sentito tutti parlare dell'eruzione del 79 d.C., sono stati trovati molti animali, perché logicamente l'eruzione ha sigillato la città, quindi ha seppellito uomini, oggetti, animali. L'unico animale che non è stato trovato è il gatto, che molto probabilmente siano fuggiti, anche perché il gatto, gli animali trovati purtroppo sono stati animali che erano ancora incatenati, i vari muli alle mole, i cani legati nei portoni delle case. Ed è una cosa stranissima che le uniche due città scavate non sono stati trovati mai gatti. Scheletri di gatti sono stati trovati in tutte le fortificazioni militari romane in tutto l'impero, perché il gatto al seguito delle legioni è camminato, anche perché per il semplice utilizzo proprio per proteggere i granati dell'esercito, quindi era fondamentale. Quindi ecco, ricaviamo le uniche due tracce che ci parlano della presenza dei gatti a Pompei sono questi due mosaici in basso. Vedete il mosaico con gli uccelli e il mosaico che rappresenta un gatto che fa la posta degli uccelli che stanno bevendo alla fontana. Questo per quanto riguarda il periodo imperiale. In età tardo-imperiale, quindi siamo dal IV secolo in poi, quindi ormai il gatto è in ogni parte dell'impero, dalla Germania alla Britannia, dalla Britannia alla Spagna, alla Mauretania, alla Tunisia e così via. Alcune unità militari sono riconosciute, e qui vedete uno scudo, questo è lo scudo di un reparto di Auxilia Palatina, che era un reparto ausiliario dell'esercito romano del V secolo, è tratto dalla Notizia Dignitatum, che è praticamente un documento dove sono illustrati tutte le unità militari in servizio tra il IV e il V secolo d.C., ha come insegna il gatto. E questo è l'Auxilia Palatina, sono chiamati gli Augustei. C'è anche un altro reparto militare che sono chiamati Felices Seniore, che hanno praticamente sempre sullo scudo un emblema di un gatto rampante. Non l'abbiamo fatto perché è un altro gruppo di rievocazione, quindi dovevamo chiedere il permesso, diventava un po'... Questo diciamo è una cosa nuova, in esclusiva. Quindi questo per dire, gli egiziani danno praticamente una divinizzazione di quello che è poi la creatura felina e il gatto, ma i romani ne sfruttano l'utilità e le doti di affettuosità, portandolo allo sboi, diventerà proprio un corredo al seguito delle legioni, cioè sono gli animali che dopo il cane avranno più presenza negli accampamenti. Questo possa significare che comunque il gatto rimane sempre, come è oggi, il gatto che ormai non si usa più per la caccia al topolino, però per chi ha a casa in giardino fa comodo avercelo, e l'affettuosità e la compagnia che ti fa il gatto è impagabile, quindi è una storia che inizia dall'uomo preistorico fino all'uomo moderno. Vi chiedo qualche domanda, qualche curiosità, se no continuo. Che si dice che il gatto ha 7 vitte. Allora, questa è più una cosa, vabbè, non riguarda l'epoca romana, ma riguarda diciamo più il Medioevo, perché il gatto era associato, allora nel Medioevo il gatto perde quello, sì, perde quello che era l'aspetto religioso con l'uomo, ma diventa in realtà il gatto viene rappresentato come l'animale del male, tant'è che viene associato al diavolo e alle streghe. Quindi per quello che avete detto 7 gatti, perché di solito il gatto riusciva sempre a scapparlo, perché comunque quando ammazzavano un gatto ce n'era un altro uguale, dicevano allora è sempre quello di prima, il concetto era quello fondamentalmente. Perché comunque anche in situazioni pericolose, vedete una caduta dall'altro, no? Il gatto se la cava sempre, casca sempre in piedi come si dice. Quindi nasce da quello lì. Poi è enfatizzato da tante cose, in epoca medievale bastava che una persona aveva un neo fuori posto e ne succedevano di tutti i colori. Se ci sono altre domande. Catilina non c'entra nulla con Kate. Catilina, il nome è Catilina. No, Catilina no, perché non so. Ah, niente a che vedere. Sono i nomi, ecco, allora, poteva essere Felinus,
allora, Cattus, Cattianus, tutti quelli che hanno la radice Cattus, che erano poi degli aggettivi, perché comunque il nome romano poi era composto da vari nomi e quello era, diciamo, l'appellativo. Cioè, dei Cattianus ce ne stanno molti. Sì, faccio una domanda io a Giovanni, riprendendo proprio la colonna di Porto Torres. Ho sentito bene Felix. Felix, chi era? Felix era il sacerdote che ha dedicato l'ara alla dea Bubastis. Infatti, no, ho detto Caius. Era praticamente il sacerdote che era addetto al culto della dea Bubastis e che offre l'ara alla dea. E questo è tuttora visibile al museo. Al museo vedrete sia l'ara sia lo sviluppo di tutto il disegno. Il disegno è importante perché praticamente poi ricollega tutto quello che è la simbologia. Perché poi la simbologia del sistro e tra l'altro poi in alcune monete, non ricordo se era la abbondanza o è rappresentata la dea col gatto ai piedi. Non so se ecco, qualcuno magari appassionato ha visto le statue di Diana di Artemide Efesina, quella statua che ha molti sedi. Ai piedi della dea c'è un gatto. Quindi c'è sempre il collegamento che parte da Bastet, passa per Iside, diventa Artemide e poi diventerà Diana. Altre domande, altre curiosità? Scusi, Ecco, io Toni. sono appena arrivato. Sì. E che rapporto avevano i romani con i gatti? Superstizioni? E varie? Allora, come a livello di superstizioni nessuna, quella è una cosa riguardo il Medioevo, era un'utilità, nel senso che i romani usavano il gatto principalmente, il gatto sostituisce il furetto che cacciava il topolino e il gatto praticamente diventa la guardia dei magazzini come lo era stato in Egitto 2000 anni prima e praticamente diventa anche un animale da compagnia. Tant'è che l'introduzione del gatto avviene mediante i legionari che ritornano dall'Egitto e che poi, quando ritornano nelle loro sedi abituali, riportano i gatti e poi, quando verranno trasferiti in altre sedi, portano a loro volta il gatto in giro. È da quel momento lì che c'è la diffusione del gatto a livello europeo.